fa vedere come in quest'area vi sono diverse stratificazioni urbane che si vanno a volte a sovrapporre, si vanno a collegare, a confondere anche perché ci sono diverse attività sì, che si incrociano con le abitazioni, sì, anche rumorose, diciamo, industriali, sì. e quindi il tessuto è un po' compromesso dal punto di vista abitativo. In questo momento a Messina si sta procedendo a uno sbaraccamento proprio di quella zona. Sì, si sta liberando questa zona. Sta facendo sì, un'importante azione di sbaraccamento e di ripulitura della zona di Mare Grosso. Che era stata invasa da baracche e anche da piccole attività. Sì, ci sono delle attività sulle quali bisogna individuare, insomma, se sono attività con concessione, se questa concessione è tuttora valida, insomma, certo. sta facendo un lavoro capillare su questo. Mentre quella famosa strada di cui si parlava ieri, che da Tremestieri dovrebbe collegare la zona Falcata? Sì, sarà sostanzialmente... Qui è rappresentata? Sì, qui è rappresentata in maniera ovviamente indicativa. Ed è questa linea? È questa linea che vede. Questa arancione? Questa azzurra. Questa azzurra? Sì. Eccola, sì. Sì, che va a collegare la zona Falcata a Tremestieri. Che sarebbe la famosa strada del mare? Sì, quella che correttamente viene indicata dal piano urbano di mobilità come via Marina. Via Marina. Cioè, quindi un asse infrastrutturale che serve a decongestionare. Che ha una rotonda proprio qua di fronte, ha una giratoria proprio di fronte alla nave traghetto. Sì, diciamo che è stata pensata qui in questo modo. Questo è un progetto di massima, sì. Questo ovviamente, un progetto di massima. Sì, è un'idea sostanzialmente. C'è già che passa davanti alla nuova stazione di gas. Sì, ovviamente va a intersecare quelle che sono le varie stazioni di metroferrovia. Esatto, che già esistono. Che dovrebbero essere attivate da un momento all'altro. Quindi una strada anche a servizio della città, non è una strada di ingresso. Non vuole essere una strada di ingresso o la strada dei tir, perché i tir, nel momento in cui il Tremestieri è completato, i tir non hanno più ragione di attraversare la città. Questo vuole essere e questo nuovo porto di Tremestieri ospiterebbe anche le navi, quelle delle linee di Salerno, quelle linee... guardi, su questo non le so dire se andrà a ospitare anche le autostrade del mare. Perché se no in questo caso siamo sempre... sicuramente dico nei piani dell'autorità portuale c'è quello sì di delocalizzare totalmente questa, lasciando qui alcune funzioni residuali nel porto storico. Ah, il treno passa sotto... Sì, in questa vision noi vediamo che prevediamo di interrare la linea ferrata che a Ponte Ultimato non sarebbe altro che la linea della metroferrovia che arriva fino al centro urbano e si ferma lì dove c'è l'attuale stazione centrale. Che non imbarcherebbe più i treni? No, una volta che è realizzato il ponte no. Perché sul ponte passa il treno? Certo, sul ponte... Lei è uno strutturista, quindi queste cose le sa, no? Il ponte, che io sappia, sì, prevede ovviamente il passaggio sia dei veicoli ovviamente che della ferrovia. D'altronde la ferrovia, come sappiamo, è uno dei soci della Stretto di Messina, ha conferito parte del proprio capitale, quindi ovviamente è una struttura che si realizza, direi, anche principalmente insomma, per il passaggio dei treni. Principalmente perché principalmente? È proprio insomma per riallacciare anche dal punto di vista di mobilità, dal punto di vista di contrazione dei tempi, sostanzialmente il continente alla Sicilia. Quindi senza treno sarebbe quasi inutile, diciamo, e quindi incentivare quello che è il trasporto pubblico, il trasporto pulito, perché il treno rappresenta il trasporto pulito. Certo, fare il ponte senza treno sarebbe... Fare il ponte senza treno bisogna ovviamente riconsiderare quelli che sono tutti i parametri economici che hanno visto la redazione del progetto preliminare. Io non le so dire se il ponte senza treno abbia un'utilità o meno, ovviamente dico andrebbe a variare quelli che sono i piani finanziari, quelli che sono gli equilibri economici
Perché tutti questi progetti sono fatti in funzione del ponte, ovviamente. No, ripeto, non sono fatti, no. non sono fatti in funzione del ponte, sono fatti in funzione di dare a Messina una sua linea di sviluppo che accompagna il ponte, ma che può partire già da subito, Ah, ecco. perché, Sono indipendenti perché lo sviluppo della logistica a tre mestieri può partire da subito indipendentemente dal ponte, anzi si deve far trovare pronta nel momento in cui il ponte sarà realizzato, perché significa che noi avremo delle aree che possono andare a ospitare quelle che sono le merci o le funzioni che vengono dal Nord Africa e che una volta che il ponte è realizzato da Suez, sì, andare a intercettare quei flussi che dicevo che vanno da Gibilterra a Suez e che con il ponte avrebbero una maggior ragione, dico, di raggiungere i nostri porti, di essere messi sui treni e di raggiungere il continente e l'Europa intera. Quindi trasformerebbe tutta la Sicilia praticamente il ponte, non solo Messina, perché diventerebbe... diciamo che nello scacchiere dei trasporti e delle infrastrutture nazionali ed europee, dico, se è stato previsto una ragione ci sarà. Certo, va bene, grazie. Prego.